Il progetto Twist Comunità Educante in Transizione, sostenuto dalla Fondazione con i Bambini, Fondazione con il Sud e JP Morgan Chase, procede nella sua evoluzione triennale. Continua infatti il nostro impegno per un'educazione inclusiva, innovativa e orientata al futuro, capace di rispondere alle sfide del mondo del lavoro. Coinvolgiamo 12 classi in 11 sedi di ENAIP Veneto e una rete di partner qualificati per offrire a studentesse e studenti un percorso che unisce formazione curricolare e attività esperienziali. I temi cruciali che vengono approfonditi riguardano, tra l'altro, gli stereotipi di genere, il benessere nei contesti lavorativi e le competenze del mondo del lavoro, affiancando queste attività con esperienze dirette come per esempio le visite aziendali, che aiutano i giovani nell'osservazione dei ruoli e delle funzioni che incontreranno nel mondo delle imprese. In occasione dell'evento finale annuale, i ragazzi sono protagonisti attivi nella presentazione di quanto appreso durante il percorso. Per fare tutto questo ci avvaliamo di metodologie innovative come l'apprendimento basato su progetti e la didattica inclusiva e cooperativa, per sviluppare competenze sociali e professionali. Tra le novità introdotte nella seconda annualità ricordiamo il mentoring e il coaching individuale, per accompagnare ogni studente nella riflessione del proprio progetto di vita e proprio progetto professionale. Il percorso infine si completa con un evento formativo dedicato alla comunità educante ed è accompagnato da una costante comunicazione sui canali social e sul sito di ENAIP Veneto. Twist riteniamo sia più di un progetto, ma una vera e propria transizione verso il futuro. L'incontro è stato impostato come un colloquio empatico, caratterizzato dall'ascolto attivo, autentico e realmente interessato al punto di vista dei ragazzi e delle ragazze, nonché al loro sentire. Per molti questo incontro o ciclo di incontri si è rivelato uno spazio nuovo, un primo spazio dove fermarsi a riflettere su di sé come studente, come persona, ma soprattutto come futuro lavoratore. Le ore di supporto individuale sono uno spazio per sé. Quindi io le ho interpretate come un momento per fare il punto sul proprio percorso scolastico, personale e formativo in senso lato. Quindi dopo un momento iniziale di conoscenza reciproca ho lasciato che fossero i ragazzi e le ragazze a scegliere in che direzione andare. Grazie a questi incontri abbiamo cercato di individuare quelle che possono essere le risorse nascoste di ogni studente e studentessa, soprattutto per quanto riguarda le risorse un pochino più trascurate, che sono chiamate le competenze trasversali, che se sviluppate e viste possono rappresentare, abbiamo visto insieme, uno sprint in più sia nel mondo lavorativo sia nel mondo scolastico. Con alcuni studenti si sono preferite delle attività esperienziali e ludiche, dal momento che per loro la narrazione delle proprie esperienze e dei propri vissuti era più difficile. Con altri studenti si è invece utilizzata l'arte e la scrittura come strumenti per favorire il colloquio con loro. La possibilità di parlare dei loro obiettivi, di avere qualcuno che davvero li ascoltasse relativamente ai loro obiettivi lavorativi futuri, ha motivato moltissimo i ragazzi anche proprio nell'aprirsi e quindi la possibilità di essere ascoltati senza giudizio, senza nessun tipo di preconcetto, li ha motivati non solo appunto a parlarne, ma anche a riflettere e a cercare dei punti di comunicazione tra le loro competenze, quello che stavano imparando, acquisendo, e la praticità di poterli mettere in atto in campo lavorativo, come ad esempio nel caso dello stage che avrebbero sostenuto da lì a poco. Grazie al supporto individuale si sono osservati alcuni benefici negli studenti. In particolare, essi hanno manifestato di sentirsi più sicuri di sé,
a livello personale, a livello scolastico e professionale. In tutto ciò ho trovato un riscontro molto buono da parte dei ragazzi. Alcuni hanno chiesto esplicitamente di proseguire questo percorso, cogliendo perfettamente quella che è l'ottica dell'orientamento, della crescita e del percorso lavorativo, scolastico e di vita. La collaborazione con i tutor, a mio avviso, è stata fondamentale perché io ho potuto ricevere delle informazioni sia sui ragazzi e le ragazze, ma anche e soprattutto sul percorso e sulle tematiche che hanno affrontato negli incontri. Con i collaboratori, con i tutor di riferimento, ovviamente il lavoro è stato eccellente e credo che questo sia un punto a favore di ENAIP, perché comunque fa in modo che i ragazzi comprendano come e quante figure ruotano attorno alla loro quotidianità e cerchino di aiutarli e sostenerli nel loro percorso di crescita. La collaborazione con i tutor delle sedi è avvenuta in più occasioni nel corso degli interventi di supporto. In particolare si sono condivise alcune considerazioni sugli studenti e sul loro percorso educativo nella scuola. Questo è avvenuto sia in preparazione agli interventi sia in seguito e in questi casi ci si è confrontati sui risultati raggiunti. La speranza è proprio quella che i ragazzi e le ragazze facciano tesoro di quanto condiviso e affrontato negli incontri di supporto individuale e che facciano proprio gli strumenti che sono stati utilizzati, creati e condivisi in questo momento, che tutto questo diventi un loro bagaglio personale a cui possano attingere anche in altre fasi della loro vita per affrontare e per raggiungere obiettivi diversi. Credo che le ore di supporto individuale abbiano permesso ai ragazzi e alle ragazze di riflettere sulle loro risorse, sulle loro potenzialità, ma anche individuare e riflettere sui propri punti di debolezza. Ciò che mi auguro è che questi interventi, sebbene limitati nel tempo, ma comunque abbiano permesso loro di piantare un semino, in maniera che magari non oggi, non domani, ma quando si affacceranno al mondo del lavoro o avranno possibilità di mettere in atto le proprie competenze, possano ricordare magari questi aiuti che gli sono stati forniti. L'offrire agli studenti l'opportunità di un supporto personalizzato è sicuramente un valido aiuto per il loro percorso educativo. I risultati personali e professionali raggiunti dagli studenti dimostrano che questa opportunità ha dato loro spunti e stimoli significativi che altrimenti non avrebbero potuto scoprire e mettere in pratica. Credo proprio che il valore di Twist risieda anche in questo, ovvero nel coinvolgere diversi adulti, spesso nuovi e estranei anche strettamente all'ambito scolastico che i ragazzi e le ragazze conoscono, ma adulti tutti uniti con la propria professionalità e le proprie competenze a supportarli nel loro percorso formativo, con l'obiettivo di aiutarli a crescere, con la speranza poi che riescano a inserirsi con minore fatica e maggiore consapevolezza e soddisfazione all'interno del mondo del lavoro.